macchina è ancora sotto, da com'è che dice la gente? Passare le macchine in SUV a tutta velocità. La prima volta ha tenuto, la seconda, tutto dentro, siamo dovuti scappare. Insomma, anche le macchine che passavano, nessuno che le fermava. Nessuno le fermava perché non c'era nessuno qua, non c'era nessun vigile, niente. Sono passati i vigili, dobbiamo andare in altre parti. Vabbè, e allora cosa facciamo? Abbiamo finito ieri sera circa verso le 2 e da stamattina a 7:30. Danni? Guardi, venga di qua. Dunque l'acqua è arrivata fin qua. Ecco, c'è ancora lo sporco dell'acqua. Allora, l'ascensore. Ieri sera all'1:30 l'Enel ci ha cambiato i contatori e poi abbiamo finito perché ci è arrivata la luce e stamattina devono cambiare tutti sti qua. Antenna, televisione, il cancello. Chi paga? Gentilini? Non penso. Ma non ve l'aspettavate? Questo qua è stato anche un caso eccezionale. Ma purtroppo nessuno è venuto qua a vedere, a darci una mano, avete bisogno di qualcosa. È venuta la protezione civile, ci ha portato un po' di sacchi, ritorniamo, più visti, ecco. Rimboccarsi le maniche e ricominciare. È una malattia da peso.